Siamo con Roberto Natalucci, un match che avete condotto all'inizio, per 2 volte siete passati in vantaggio, poi vi siete un po' distratti sui gol del pareggio, siete andati sotto e nel recupero avete trovato comunque un punto importante per calci 10 contro la Bacci. Tornare a casa con un punto si può dire comunque un risultato positivo. Sì, da come era partita diciamo che c'è rammarico, però le tante difficoltà che stiamo trovando diciamo, vengono pagate per la poca esperienza, per il fatto che la squadra è nuova, quindi il punto può far morale comunque, dai. Senti, a parte il rammarico per essere passati in vantaggio, all'inizio del secondo tempo vi abbiamo visto abbastanza schiacciati nella vostra metà campo, quasi in attesa forse di un gol della Bacci. Quando hanno segnato avete ripreso a pressare alto, poi ovviamente anche contestualmente con il gol del 3-2. Forse un po' troppo remissivi in inizio di ripresa? Sì, è la paura di vincere data dalla poca esperienza e diciamo, il gruppo va ancora formato, quindi il gruppo fa differenza in campo e quindi se c'è poco legame ancora è normale che non si conosce il compagno, ci si mette dietro, si aspetta per cercare di portare avanti comunque il risultato che avevamo ottenuto, che era comunque quello eravamo andati in vantaggio, insomma. Senti, invece, senza voler ovviamente trarre bilanci perché è troppo presto, ma aspetti positivi, cose che stanno migliorando in campo da parte del Furcolette rispetto alle prime uscite, dove ovviamente sembravate un po' contratti anche per il fatto che è un gruppo, come abbiamo detto spesso, nuovo che si conosce poco. Quando c'è bisogno di appunto unirsi per andare a riprendere un risultato che sembra scappato, comunque siete una squadra che riesce a giocare insieme, questo è un aspetto positivo. Sì, 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 come ho detto fa morale comunque anche un punto. L'aspetto anche positivo è che stiamo aspettando alcuni giocatori che stanno ancora, diciamo, male fisicamente e quindi spesso mancano e secondo me si può far comunque bene. Per arrivare, diciamo, ai vertici manca tanto, insomma, per l'esperienza che abbiamo in Serie A, però cercheremo di mettercela tutta e di compattarci come abbiamo fatto oggi. Grazie Roberto, complimenti.